Lodi, Berghessio, Gomez, Legrottaglia e Carizzo sono alcuni dei giocatori del Catania che domani si esibiranno allo Stadio Esseneto di Agrigento nel triangolare con Acregas e Atletico Campofranco. In palio il torneo Tecno Casa. Le tre squadre disputeranno altrettante gare da 45 minuti ciascuna. Un torneo che richiamerà di certo il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dello Stadio Agrigentino, visto che da tempo non arriva una squadra della massima serie. La prevendita dei biglietti sta andando abbastanza bene e si calcolano circa 5-6 mila spettatori, anche se è un giorno feriale. Il calcio d'inizio verrà dato alle 16 con la prima partita. Per stabilire chi comincerà verrà effettuato un sorteggio. Il Catania di Montella arriva ad Agrigento dopo aver disputato uno dei suoi migliori campionati nella massima serie. Il tecnico ha saputo plasmare un gruppo molto assortito allestito dal direttore sportivo Lo Monaco, che ha deciso di lasciare il capoluogo etneo per altri orizzonti. La squadra catanese verrà ad Agrigento con la squadra quasi al completo. Di certo onorerà la manifestazione. Per l'Acregas una grande vetrina in una stagione che si spera possa finire in gloria con la promozione in quarta serie. La formazione di Montalbano proprio nei playoff ha dimostrato di avere una forma fisica ottimale. La squadra gira che è una meraviglia, lo ha dimostrato ampiamente proprio sabato scorso nella prima fase dei playoff contro proprio l'Atletico Campofranco. Le due squadre tornano a sfidarsi, anche se stavolta in palio c'è soltanto un torneo di poco conto a distanza di 4 giorni. Per Montalbano il torneo di domani rappresenta un banco di prova in vista della trasferta di domenica prossima ad Alcamo, quando conterà invece vincere per proseguire l'avventura playoff. Proprio per questo motivo il tecnico riberese nelle due gare effettuerà diverse modifiche per farsi un'idea più chiara circa la squadra da schierare al Catella. Ci sono ancora dei dubbi legati a qualche atleta che attualmente è fermo per qualche problema fisico. Montalbano riavrà comunque il centrocampista Borrelli, che sembra essersi ristabilito, tanto che ieri si è allenato da solo al fine di bruciare tempi e tornare disponibile immediatamente.